Ma tu è successo tanta cosa, ma quindi è iniziato. Buonasera a tutti. Prego, a nome della direttrice Simonetta Buttò, che è impegnata a Roma, e a nome dei colleghi della Luigi Valli e dell'intera Biblioteca Nazionale do il benvenuto a tutti i nostri ospiti, molti dei quali sono affezionati frequentatori delle nostre manifestazioni, altri che nell'occasione di questo tipo di incontro che unisce il dialogo intorno a un libro di recente edizione, all'opportunità di vedere una pellicola recuperata e poco nota alla maggior parte dei presenti, sono anche, diciamo, fruitori meno assidui delle nostre manifestazioni. Mi sembra di aver esaurito i saluti di rito e soprattutto, per non togliere spazio ai nostri relatori, cedo la parola a Nino Daniele. Grazie. Grazie anch'io molto brevemente. Ringrazio Marilena Rascati per parole generose e affettuose che ha voluto rivolgermi. Naturalmente quello che l'assessorato riesce a fare è ben poco, dovremmo fare molto di più per sostenere l'impegno della Biblioteca Nazionale, l'immenso e preziosissimo patrimonio che custodisce e che lo chiamerei proprio l'oro di Napoli, diciamo, per stare in qualche modo in tema. Volevo dire questo: pionieri del cinema napoletano vuol dire pionieri del cinema italiano e quindi vuol dire pionieri del cinema mondiale. Quindi stiamo tornando a un'altra pagina straordinaria che tutti noi possiamo affrontare come cittadini con grandissimo orgoglio e anche ovviamente con consapevolezza del fatto che anche in questo straordinario campo, che è stata appunto la settima arte, i napoletani sono stati dei pionieri. Tutto questo ovviamente nel libro è ben documentato, a proposito di Edoardo e Vincenzo Scarpetta. E voi tutti che siete qui, quelli che ancora non hanno letto il libro, immaginate che questo libro, come in effetti anche è un libro di appassionata ricerca, di scrupolosa passione filologica, di
una ricerca fatta ovviamente anche con affetto per ritrovare questo nesso agli esordi del cinema tra una grandissima famiglia e una straordinaria tradizione teatrale, l'altro primato di questa nostra città, appunto, la sua grande vocazione teatrale, quindi questa città appunto che attraverso grandi protagonisti, grandi talenti, ha fatto e tuttora fa l'immaginario, la gran parte dell'immaginario del paese, dell'Europa, in ogni campo, appunto, nel teatro, nel cinema, nella letteratura, nella musica e così via. Quindi andiamo agli esordi di questo incrocio, di questo incontro, appunto, tra una grande tradizione teatrale e l'inizio di una grande ricerca di un'arte, cosa determinante, della cultura della nostra epoca, del nostro tempo, del mondo che viviamo. E quindi è un libro che è innanzitutto questo. Però secondo me questo libro avrebbe potuto essere la sceneggiatura di un magnifico film o di una straordinaria rappresentazione. Perché davvero è proprio, diciamo, è veramente l'andamento di un romanzo. E non so se c'erano gli autori, ovviamente l'hanno fatto con una finalità che era quella appunto di restituirci attraverso questa ricerca, appunto questa ricerca, però dentro c'è appunto anche una singolare vicenda, uno straordinario e particolare rapporto padre-figlio, uno degli elementi di una dialettica che almeno qui emerge, si scopre. Chi conosce probabilmente la storia della famiglia avrà avuto già altri luoghi, altri momenti per incontrarla, questa dialettica padre-figlio, ma qui si vede questo rapporto teatro-cinema nei suoi esordi. E qual è questa vicenda? Ecco, Edoardo Scarpetta intuisce l'importanza di questa nuova arte che nasce del cinema, la intuisce, la vive in modo complicato, naturalmente ricomincia a intuire tutta una serie di temi, di problematiche, poi vi spiegheranno, leggerete, tutto si finisce in contenziosi anche giuridici, con il produttore, con la musica film e così via. Però non c'è dubbio che questo grandissimo protagonista del teatro di ogni tempo comprende l'importanza di questo nuovo strumento che è la cinematografia. Lo vive complicatamente, perdiamo, diciamo, la sua opera, però capiamo da subito che, diciamo, questa sua intuizione è dovuta anche in particolare al figlio, a Vincenzo, che si dedica in particolare a questa attività, diciamo, si dedica subito, insomma, a questo impegno. E perché? Perché, diciamo, in controluce di questo rapporto tra i due, noi vediamo che scopriamo che probabilmente in Edoardo c'è forse, diciamo, rispetto al successo che Vincenzo registra in questo campo, forse una sorta di competizione, non dico di gelosia, diciamo, non so se definirla così, ma insomma che ci sia un campo, lui che, come ricordato, andava in scena durante gli atti a dare delle prescrizioni al figlio durante la presentazione italiana, qui si delinea una sfera di autonomia artistica pericolosa del figlio, quindi vive questa cosa con competizione. E nello stesso tempo invece Vincenzo vede finalmente lì nel teatro, lui in qualche modo si fa esecutore e continuatore dell'eredità paterna, qui invece vive uno spazio e un campo di autonomia artistica. Non vado oltre perché occuperei troppo tempo, però io credo che sia una vicenda straordinaria, appassionante, interessante. Poi c'è ovviamente un ricco apparato critico, una consistente documentazione, però ecco. Ed è anche bello vedere come
attraverso queste personalità straordinarie si costruisce anche, perché noi parliamo di cinema, la cinematografia era agli inizi, cioè alla fine era solo uno che impressionava una pellicola, diciamo così, in movimento. Anche il cinema poi ha bisogno di, cioè quello che noi oggi vediamo come cinema opera d'arte, è frutto di una lunga e complessa storia della posizione, di cui però già vediamo alcuni, cioè l'idea, quindi lo specifico filmico, il linguaggio filmico, non come semplice riproduzione, ma con una sua autonomia artistica, noi lo vediamo proprio delinearsi nella capacità di questi di Edoardo, ovviamente in alcuni scritti, in alcuni testi, in Vincenzo anche quelle che vengono chiamate riduzioni da Edoardo Scarpetta, ma che Vincenzo poi traduce. Peccato che noi non abbiamo tutto ciò che è stato prodotto, è un vero peccato, speriamo che la fortuna c'è. Io, diciamo, leggevo questo libro e mi viene in mente, io spero come Marcello Gigante, che sperava sempre di trovare i bidoni, i bambini, cioè altri bambini, che noi prima o poi, chissà, speriamo che ne vengano queste pellicole da qualche parte, ma già, insomma, qualcosa di importante l'abbiamo, che ci fa intuire appunto con quanta grandezza, quanto straordinario talento nel caso, e quanto, diciamo, l'apertura all'innovazione abbia sempre caratterizzato i nostri artisti. Da Caruso che capì l'importanza della discografia e cinemadischi, Edoardo che ha capito l'importanza della televisione, eccetera. Quindi questi napoletani, questi grandi napoletani che hanno sempre capito, ma bisognava anche sapere innovare e aprirsi a un nuovo, e alle nuove tecnologie anche nel campo dell'arte. Quindi grazie per questo lavoro e veramente vi consiglio questa lettura appassionante come un romanzo. Salutiamo Valerio Camarani che ci ha raggiunto, facciamo appoggiare e diamo subito la parola a Titti Marruco. Oggi parliamo di famiglie napoletane con rapporti complessi, di percorsi artistici che si intrecciano a sfide private e a patrimoni artistici che germinano nel tempo traiettorie positive arrivate fino ai giorni nostri, e parliamo di una Napoli vitalissima, come sempre direi, in campo culturale, che riusciva a intrecciare senza grandi programmazioni o messe a punto strategiche, in modo che oggi diremmo trasversale o interdisciplinare, forme espressive diverse o in apparenza lontane, come quella teatrale, quella cinematografica, e parliamo di sperimentazione e parliamo di tutti i campi e gli ambiti che pionieri del cinema napoletano, questo bel libro di Pasquale Iaccio e Maria Beatrice Cozzi Scarpetta, ci offre e ci sollecita. Ma parliamo anche di una passione, permettetemi di cominciare da qua, della passione per i documenti, della passione per le fonti, della passione per la ricerca storica, che io ho conosciuto in Pasquale Iaccio tanto tempo fa, da quando lui cominciò a collaborare per Il Mattino, offrendoci servizi sempre interessanti e anche molto notiziabili, come si suol dire, perché ricchi di stimoli, di sollecitazioni che facevano dialogare il passato con il presente. E già da allora la passione di Pasquale da studioso, da storico per il cinema come arte rappresentativa di varie epoche e in grado di adombrare percorsi sociali, culturali, politici di varia natura, intrecciato nella storia del teatro, offriva lo spunto per innumerevoli riflessioni. Ricordo
bellissimi articoli che in realtà poi rinviavano i suoi interessi diventati libri, per esempio per la censura teatrale, la passione con cui Pasquale parlava dei copioni teatrali censurati durante il fascismo e come questo si trasformava poi in articoli per il mattino e in libri con densi apparati documentari. Quindi ho parlato di Pasquale per dire di questo talento che in questo libro si incontra e si incrocia con quello di Maria Beatrice Scarpetta, dà luogo a una messa in evidenza di una passione che è bello riscontrare sempre negli studiosi, ma che non è così identificabile così chiaramente in tutti quelli che si occupano di ricerca storica. È quella passione che assimila lo studioso a un segugio, è quel tipo di passione di cui parlava tanti anni fa Carlo Ginzburg in un famoso saggio che si intitolava Spie, radici di un paradigma indiziario. Al di là di questo titolo così un po' diciamo complesso, in realtà Ginzburg diceva una cosa semplice, che lo studioso che si affida alle fonti, che interpreta le fonti documentaristiche con estremo rigore e le interroga, è come un segugio, è una specie di Sherlock Holmes o di Giovanni Morelli, che era uno studioso storico dell'arte che introdusse un metodo straordinariamente innovativo per le attribuzioni di opere d'arte basati sull'indizio. Allora noi qui troviamo allineati una quantità di indizi straordinari che disegnano un percorso inedito, affascinante, che è quello che è uno spaccato di storia culturale napoletana e non solo culturale, fin qui poco noto, poco esplorato, perlomeno non esplorato bene come viene fatto in questo libro, in riferimento a due vicende principali, che sono le vicende artistiche di Edoardo e di suo figlio Vincenzino Scarpetta. Edoardo innanzitutto, il grande, il famoso, il celebrato, il gigionissimo Edoardo, il primo dei due Edoardi forti della storia del teatro napoletano, e di cui questo libro ripercorre la vicenda artistica, biografica e consegna l'impronta lasciata nel cinema, con due tipi di testimonianze critiche, una dello stesso Edoardo in un'intervista in cui lui confessa di essere attratto da questo nuovo mezzo, di essere curiosissimo e di avere molta voglia di sperimentare, e un'altra per la verità che contraddice un po' questo assunto, che è quello della figlia Maria, che in realtà dice: mio padre non attribuiva a questa arte una gran importanza. Tutto sommato, a giudicare da quello che poi il libro offre, probabilmente è più vero quello che dice Maria, perché in realtà i film prodotti, realizzati da Edoardo Scarpetta, altro non furono che trasposizioni delle sue opere teatrali, a partire dalla celeberrima Miseria e Nobiltà, mentre ben altro sarebbe stato invece il contributo dato da Vincenzo Scarpetta al cinema. E di questo parla molto bene in un bellissimo articolo che vi invito a leggere di oggi sul Mattino, Valerio Caprara, che è qui con noi. E dunque, Edoardo Scarpetta però in questo libro è presente anche in molti altri modi, e i due studiosi hanno molto ben lavorato su un materiale secondo me preziosissimo. Ha ragione Mino Argentieri nella introduzione quando parla di una miniera, di una piccola miniera che loro hanno messo in luce. Questo materiale prezioso è costituito dai diari, dalle note diaristiche di pugno di Edoardo Scarpetta che lui teneva sulle lavorazioni dei film, nel corso delle lavorazioni di questo film, ed è veramente, a parte che lui dice la filma, quindi è un patrimonio incredibile anche dal punto di vista delle sollecitazioni linguistiche che dà. Sono annotazioni di un mondo assolutamente affascinante e poco raccontato, che sono ambientate a Napoli, era un mondo napoletano. Quindi i 5 film di Edoardo Scarpetta, andati perduti, vengono qui raccontati come, attraverso la quotidianità
di lavorazioni che sono sistematicamente annotate da Edoardo Scarpetta. La parte invece del volume che riguarda Vincenzo Scarpetta, il figlio Vincenzino, il principino, quello in apparenza diciamo baciato in fronte dalla sorte perché gli tocca un'eredità artistica da gestire, ma poi in realtà come un buon esperto di psicologia dei rapporti familiari ben potrebbe spiegare, oberato dal peso di un modello paterno assolutamente soverchiante. Ma di Vincenzino, quindi Vincenzo Scarpetta, viene raccontato il contributo appunto dato in modo molto originale al mondo del cinema muto, con la messa a punto addirittura di tecniche espressive che lo collocherebbero in un ambito sperimentale che non ha nulla da invidiare, non avrebbe nulla da invidiare a grandi artisti del cinema mondiale, grandi personaggi come Meyerhold o Eisenstein, addirittura le avanguardie per eccellenza dei primi del secolo. Ma parlando di Vincenzo, quindi si mette a punto questo tipo di vicenda, la sua vicenda biografica e quella artistica, sullo sfondo di una Napoli assolutamente straordinaria, che costituisce il terzo personaggio decisivo di questa narrazione, e che è la Napoli dei Caffè Chantant, la Napoli della Belle Époque, del Salone Margherita, la Napoli in cui si racconta un mondo che incrocia musica, cinema e teatro con una spontaneità, una naturalezza espressiva difficile da trovare in periodi successivi. Un mondo a parte di impresari, attori, registi, fotografi, costumisti, artisti in vario modo imparentati con le arti sceniche, figure come Roncarolo, che nelle sue note Scarpetta chiama Roncherollo, che insieme con la figura è una cosa eccentrica, e figure come Roberto Bracco, il contributo che lo stesso Bracco dà all'interpretazione espressiva, teatrale e cinematografica di quegli anni, e si raccontano realtà produttive nel campo della cinematografia, del cinema muto, appunto, come la Vomero Film, ignoravo totalmente l'esistenza, studi cinematografici come la Vesuvio Film di Poggioreale, o realtà come la Lux, altra diciamo, realtà viva, produttiva, diciamo, di questa sfera, la sfera artistica e la sfera produttiva insieme. Ma anche qui si raccontano, soprattutto attraverso quelle note di Edoardo Scarpetta, che dicevo, i luoghi, quelle che oggi chiamiamo le location, in cui venivano girati i film, che poi se si va a vedere sono le stesse di sempre, sono quelle dei bastardi di Pizzo Falcone. Scampia non c'era, grazie al cielo, però c'è molto possibile, poi c'è sì la cartolina, la biografia, c'è la bellezza. I bastardi di Pizzo Falcone, senza stare però tanto a fare dibattiti o disquisire se quello fosse oleografismo o no, si presentava la città così come la si riusciva a raffigurare, con una capacità appunto di testimonianza molto efficace e molto preziosa. Tutto questo viene raccontato in questo libro, che poi naturalmente, come dicevo, fa luce anche sui rapporti familiari. Tutte le storie della cultura di Napoli mettono in evidenza come dato molto forte le famiglie d'arte, e voi sapete che ce ne sono state tante. Quella Scarpetta è una delle più importanti, se non forse la più importante, perché da quella che trae origine un'altra assolutamente strepitosa famiglia artistica, che è quella De Filippo. E quindi in questo libro si adombra anche quella realtà, si conferma la difficoltà del rapporto di Edoardo con Vincenzino, questa diade, diciamo, amore, competizione, volontà di sostegno del figlio,
timore di essere in qualche modo insidiato nel proprio primato artistico, e quindi anche questo fa tornare in mente, veicola altri legami, altri diciamo difficili rapporti padre-figlio nel mondo dello spettacolo, come anche quello di Edoardo con il povero e carissimo Luca. Ma comunque poi illumina su tutta questa straordinaria famiglia Scarpetta, di cui molti di noi credo hanno avuto il privilegio di conoscere Mario, che prematuramente ci ha lasciato, e che è sempre bello ricordare per la bravura con cui seppe interpretare questa eredità familiare con una leggerezza e una solarità che non era facile incarnare. Ma comunque qui, in questo libro, attraverso il recupero di questo film che adesso vedremo, Il gallo nel pollaio, che è stato rintracciato, pensate un po', in Norvegia nel 2009 nella Biblioteca Nazionale Norvegese, e quindi che lavoro di ricerca, che Segugi hanno dovuto mettersi al lavoro per individuare questa preziosissima pellicola. Attraverso questo si rende merito a Vincenzo Scarpetta, a Vincenzino, di avere superato il padre, almeno nel campo filmico, quindi di avere in qualche modo pareggiato i conti di questa turbolenta vicenda familiare che lo riguardava, conquistandosi un suo, diciamo, ruolo, una sua legittima presenza da lodare nel campo filmico, nel campo artistico. Per le sue idee innovative, dice anche Mino Argentieri nella introduzione, per una capacità di cogliere evidentemente nell'aria, no? Come poi capita alle avanguardie, comunque a persone che hanno una sensibilità artistica particolare, come dei rabdomanti, sono lì e trovano le piste, a loro volta come Segugi, di novità che è possibile intercettare, addirittura instaurando un dialogo fra luoghi lontanissimi e improbabilissimi, come Napoli e la Russia, che ne so, nel periodo, siamo nel 1916 quando esce il film, quindi praticamente ci avrà lavorato qualche anno prima, vale a dire proprio a ridosso poi della rivoluzione di cui quest'anno si celebra l'anniversario. Quindi idee che erano nell'aria, ma anche coraggio, 100 anni. Coraggio di sperimentare, evidentemente. Quindi il merito, tra gli altri, di questo libro è di attribuire a Vincenzo questo coraggio, questa capacità, questa abilità. Diceva Mino Argentieri, questa capacità di ingegnarsi, di sperimentare, smettendola di guardarsi in cagnesco e rintrarsi in spazi angusti, che è la cosa che dovrebbero fare tutti quelli che trafficano con i linguaggi espressivi, e che è la cosa, per esempio, che si fa poco nel mondo della comunicazione delle notizie, perché generalmente ci si abbocca, ahimè, penso alla carta stampata e alla sua lenta miserabile agonia, e a come malamente si fa i conti con una nuova dimensione che per lo più viene imitata, ma di cui non viene, diciamo, colta la specificità espressiva, anche solo per ribadire la propria specificità, che la carta stampata ha e da sempre è della parola, la parola scritta, che prima di essere scritta dovrebbe essere meditata accuratamente e sempre di più, probabilmente. Ma questa è un'altra storia, indubbiamente, però è una storia che viene in mente leggendo anche questo libro, di come sia difficile per ogni nuova forma espressiva diciamo affermarsi, e di come sia importante che le precedenti, se non vogliono soccombere, si cimentino con il nuovo senza averne paura, senza esserne intimidite, ma conservando le proprie prerogative e le proprie specificità. Grazie a tutti. Diamo la parola a Mario Franco per proseguire questo nostro viaggio tra le pagine del volume. Si sente? Sì. Una decina di giorni fa le teche RAI hanno rispolverato, hanno ritrovato un
programma televisivo fatto da me quasi nel 79, sono 16 anni fa, quindi 16 anni fa, e che si riferiva poi a una rassegna fatta nel 76, insomma siamo ormai a scavare nel passato, non lo so, mi sembra di... E in questo programma a un certo punto io intervisto Vittorio Troncone, e Troncone, fra i meriti della Partenopei Film, cita appunto il film di Vincenzo Scarpetta, Marito d'estratto in cui è la Visca, e lo cita con orgoglio perché è il film nel quale per la prima volta compariva Francesca Bertini. E ovviamente cito questa cosa non per ricordare il mio programma, ma per citare un protagonista che ancora vivo fino a qualche tempo fa raccontava in prima persona di questi film. Vincenzo aveva fatto anche altre cose, Vincenzo Scarpetta, per la Partenopei Film, ma questo era quello che si ricordava di più, appunto grazie alla partecipazione della Bertini. E il tutto andrebbe raccontato sempre con il condizionale, perché la cosa tremenda è che non c'è più nessuno dei film di Troncone. E questo è un po' quello che è successo a moltissimo cinema napoletano delle origini, per moltissimi motivi, no? Un po' tutto il cinema muto italiano è stato trascurato, ma per il cinema napoletano questa cosa è stata particolarmente grave, per una serie di motivi, uno dei quali era proprio il suo carattere familiare. Se pensiamo che intorno al cinema napoletano c'erano soprattutto famiglie che non erano soltanto quelle dei Troncone, ma era quello di Notari, era quello di Rotondo, erano nuclei che non comunicavano fra di loro se non attraverso concorrenze a volte anche sleali. Non si è mai creata veramente un'industria cinematografica a Napoli se non grazie a Lombardo, e la fortuna di Lombardo fu poi quella invece di andare via e di fondare l'Atitanus a Roma e di partecipare a una visione del cinema che era completamente diversa da quella degli sperimentatori napoletani. Io comunque vorrei parlare un pochino di più di questo film, un po' meno del cinema napoletano in generale, perché di solito quando si presenta un libro ci si trova nelle condizioni nelle quali la maggior parte della gente che sta seduta di fronte a noi non ne sa praticamente niente, e un nostro compito dovrebbe essere anche quello di invogliare chi ci sta ascoltando a quest'altro. Io comincerei proprio dall'inizio. Già la prefazione di Mina Argentieri non è una semplice prefazione, ma è una cosa abbastanza importante, è scritta con una serie di riflessioni sul cinema di tutto rispetto, anche se io non sono d'accordo per esempio sull'accostamento che lui fa tra le sperimentazioni cineteatrali del periodo teatrale napoletano, anche quelle di Scarpetta, e che sono Maia, Condor, Piscator, eccetera, per un motivo molto semplice, non perché non sia vero che si sperimentasse il cinema e il teatro insieme, soprattutto all'inizio del cinema, ma perché a Napoli c'era un precedente ben più importante, anche se meno sperimentale, ed era quello dell'accompagnamento musicale sotto i film, accanto ai film.
In alcune locandine d'epoca noi possiamo leggere che addirittura alcune proiezioni avvenivano con cantanti in costume, con tanto di strumenti piedigrotteschi, con scenografie che accompagnavano il film, oltre al fatto che in alcuni momenti il film era un vero e proprio antenato del videoclip, per cui la canzone, di solito un successo della Piedigrotta di quegli anni, veniva accompagnata da immagini del film che in maniera proprio pedissequa seguivano le parole della canzone. Questo miscuglio, diciamo, questa interazione tra cinema, teatro e musica era talmente forte ed era talmente radicata nel cinema napoletano da perdere qualsiasi connotato sperimentale e da essere proprio una abitudine rappresentativa sulla quale andrebbe probabilmente fatta una riflessione anche seria per capire fino a che punto questa cosa non nascondesse una sorta di sfiducia nel nuovo linguaggio che stava nascendo e fino a che punto il riportare all'interno di tradizioni consolidate come la musica e come la canzone napoletana e come il teatro avesse, diciamo, il compito quasi di neutralizzare o di addolcire o di rendere meno forte la presenza e l'invenzione del cinema all'interno dei linguaggi della comunicazione dell'epoca. Non a caso, man mano che si procede, diciamo, verso una maturità cinematografica, ci troviamo poi a perdere questa caratteristica interdisciplinare, anche se addirittura con Assoluta Spina, che è già un film maturo nella recensione del mattino della prima di Assoluta Spina troviamo una serie di elogi non agli attori ma ai musicisti che accompagnavano il film e addirittura al fatto che erano stati previsti addirittura degli zamponiari per le scene natalizie del film. Accanto alla forza, diciamo, di Scarpetta e accanto ai tentativi di autoaffermazione di Vincenzo, ci troviamo invece di fronte al complesso del figlio che diventa famoso grazie al padre, ma che però dovrebbe uccidere il padre ma non lo uccide, e anzi ne porta avanti l'eredità con una dedizione che finisce per nuocergli. È un problema interessante, ma è un problema che non si risolve, è un problema che continuerà ad essere attuale, che si porterà avanti per sempre e dal quale si può sfuggire soltanto cercando di imboccare una strada diversa, che appunto nel caso di Vincenzo diventa il cinema. Il cinema di Vincenzo Scarpetta è un cinema non solo interessante, ma è un cinema che tradisce le aspettative paterne finalmente. Mentre Edoardo aveva bisogno della voce, aveva bisogno del racconto, aveva bisogno del suo teatro, tant'è vero che gli unici le sue comparse, diciamo, quello che lui fa nel cinema, ha bisogno delle sonorizzazioni. Lui tenterà, ma purtroppo la sonorizzazione dei film era talmente imprecisa, era affidata a questa strana combinazione di dischi e pellicola, per cui era facile perdere i sincroni, era difficilissimo avere uno spettacolo completo. Da qua credo derivi la sua sfiducia nei confronti del cinema. Il
cinema non era ancora quello che poteva essere, che poi diventerà con il sonoro, la possibilità di avere contemporaneamente la voce e l'immagine, e quindi la completezza che per ora gli poteva dare soltanto il teatro. Per Vincenzo è diverso. Vincenzo sperimenta subito, mi pare che lo vedremo, no? Nei film in cui lui si sdoppia, per esempio, recita contemporaneamente la parte sua e del gemello, in maniera con un trucco cinematografico, un trucco che poi verrà usato infinite volte, no? Pensiamo al film ai fratelli Marx, per esempio, cos'è questo? Cioè, è la possibilità di sperimentare quanto di nuovo c'è nel cinema. E poi c'è il cinema sonoro, in cui anche Vincenzo diventa bravo, e diventa bravo anche riprendendo alcune cose del padre, italianizzandole tanto che basta a renderle più vicine alla comprensione del pubblico nazionale, anche se va detto che già Scarpetta aveva molto neutralizzato, diciamo, il dialetto napoletano, l'aveva italianizzato, ci stanno anche delle sue giustificazioni in questo senso, no? Quando gli rimproveravano di non essere troppo vernacolare, lui diceva sì, ma attenzione che la nostra borghesia parla proprio così, parla un italiano che ha la sintassi del napoletano, ma in realtà ha i vocaboli invece dell'italiano. E quindi io quando faccio nelle mie commedie, quando utilizzo questo linguaggio misto, non lo faccio soltanto per farmi capire, ma perché proprio da un punto di vista mimetico è proprio così, cioè la gente che io metto in scena e vive e parla in questo modo, e qua si può anche capire il perché della trasposizione, no? da Pulcinella a Sciamocca, cioè da un tipo di comicità più legata alla tradizione a una comicità più nuova, così come il suo interesse per il teatro francese, che era, da questo punto di vista si prestava a diventare, parodiandolo, adatto alla situazione della città. I film di Vincenzo riprendono questa possibilità di allargarsi a un pubblico nazionale, anzi a un pubblico internazionale. Da questo punto di vista Pasquale Iaccio nota come Miseria di nobiltà venga esportato in Germania. Voi sapete che ci sta a un certo punto tutta una censura, no, da parte del fascismo verso i film napoletani che mostravano le brutture di questa città, i vicoli, i panni sporchi, gli scugnizi, i camorristi, ma insomma che vergogna, no? Cioè, noi dobbiamo mostrare a Napoli bella con appunto Vesuvio e mandolini, chitarre e balletti, nel momento stesso in cui, ma va detto che forse da questo punto di vista il regime fascista non aveva tutti i torti, intendiamoci, non aveva tutti i torti, perché nel frattempo stava facendo il porto, stava rivoluzionando quello che adesso chiamiamo Piazza Carità, insomma stava facendo una serie di cose per cui questo insistere sul vicolo e sul malaffare era una cosa che dava fastidio rispetto a una Napoli che andava e si stava rinnovando, e di cui ci restano ancora tutta una serie di esempi, no? Dalla posta centrale a una serie di innovazioni. E però è sempre ridicolo cercare di nascondere l'altra faccia di questa città, che è una faccia bella prepotente e che ogni tanto si fa sentire anche entrando nei salotti buoni dove vorremmo invece che non si facesse neanche ascoltare. Perché è interessante vedere che i film tollerati dal fascismo, quelli farseschi,
possono invece rappresentare anche l'altra faccia della città, perché sono in qualche modo sopportabili e perché riescono a dare un'immagine non solo di Napoli, ma anche dell'Italia come di un paese del quale si può anche sorridere. Mentre il cinema di regime cercava a tutti i costi di accreditarsi come cinema di eroi, di grandi successi nel campo dell'arte, della scienza, eccetera, quello che poi invece aveva successo fuori dall'Italia era appunto miseria e nobiltà. E quindi un'immagine tutto sommato stereotipata, riduttiva, quanto volete, ma purtroppo molto di successo nel resto d'Europa. Un'altra cosa che volevo segnalare era l'importanza, ecco qua ci stanno una serie di sceneggiature molto interessanti, al di là di quelle di cui già vi ha parlato Titti Marrone. Perché queste sceneggiature sono interessanti da leggere, ma vanno lette sapendo che tutto il teatro di Scarpetta, sia di Edoardo ma anche di Vincenzo, è un teatro da affidare poi agli attori. È un teatro che non può essere letto come per esempio può essere letto, che so, Pirandello, però oppure facendo molto del teatro anche contemporaneo. Non è un teatro e non è una sceneggiatura da leggere, va sempre pensata in bocca agli attori. Non è una notazione da poco. Stanislavski, cioè quello che noi consideriamo per eccellenza, no? Il creatore della recitazione contemporanea, scrivendo a Gorky, notava che a Napoli c'era questo modo di recitare, si riferiva proprio a Scarpetta, cioè un modo che lasciava libero l'attore di interpretare e di mettere in scena con parole sue le indicazioni che c'erano nella sceneggiatura Carpaccio. È una cosa molto importante di cui tengono conto i registi più attenti, no? Penso che Sol di Sica, che era anche un grande direttore, un grande creatore di attori, oltre che direttore di attori. Cioè è sempre importante che l'attore riesca a essere naturale, adattando al suo timbro, al suo modo di parlare, al suo vivere la parola, piuttosto che leggere e interpretare soltanto quello che è scritto, ma dare quel tanto in più e quel tanto che non è possibile tenere soltanto nella sceneggiatura o sul copione. C'è poi la parte interessante che è quella del cinema ritrovato, di cui vedremo alcuni esempi. E qua io vi riferirei di nuovo all'intervista appunto che avevo fatto con Troncone. Troncone dice che a un certo punto i suoi film, tranne le macchine e le sceneggiature che aveva donato alla Cineteca Italiana di Torino, alla Prolo, erano andati perduti perché loro li conservavano in un locale sotterraneo che fu rovinato dalla rottura di un tubo, spero non si sa se è fecale o diciamo, ma insomma, di acqua nera, no, acqua non buona, che allagando questo locale sotterraneo distrusse tutte le copie che loro avevano. Se non se ne trova qualcuno di noi che sono in Norvegia,
a Buenos Aires, no? Cioè, dobbiamo pensare almeno finora che tutto quello che aveva prodotto la parte dopo i film, e quindi anche i primi film di Vincenzo Scarpetta, sono persi per sempre. E quindi invece niente, io mi fermo qua e dico, insomma, comprare il libro, perché come diceva invece il nostro assessore, è un libro non soltanto da leggere, ma è una sceneggiatura. Se c'è qualcuno qua che vuole fare un film e che pensa che trova poi i soldi per fare un film in costume e così, cioè, potrebbe essere un bel film fra questo rapporto padre-figlio, inizi del cinema, musica, teatro, no? Non sarebbe male. Mandatelo subito. Non mandatelo a questi qua di pizza qualcuno, cioè. O meglio, quando poi prenderanno il meglio di Allora, entriamo più nel vivo del nostro pomeriggio, dando la parola a Sergio Bruno della Cineteca Nazionale, che ci racconta la storia del ritrovamento e del restauro della pellicola che poi andremo a vedere, Il Gallo del Pollaio. Buonasera. Intanto fatemi ringraziare l'Enrico editore, i due curatori del libro, cioè Pasquale Iacin e Manuela Scarpetta, perché hanno coinvolto la Cineteca Nazionale in questo bel progetto. Importante per la storiografia del cinema, perché se avete visto il fantasma che galleggia in questa sala è quello dell'assenza dei film. Cioè, quando parliamo di cinema muto dobbiamo ricordarci che circa l'80% dei film, no, sono andati perduti. Quindi la storiografia, ahimè, molto spesso è fatta soltanto su fonti secondarie, racconti, cronache, articoli di giornale. Raramente si può parlare dei film e anche dei testi che vengono prima delle registrazioni, cioè delle sceneggiature, degli scenari, dei soggetti. E in questo volume succede questo, cioè c'è stata una confluenza di fattori, anche con coincidenze incredibili, che hanno portato alla scoperta di due pellicole con Vincenzo Scarpetta, tutto mio fratello e il Gallo del Pollaio, e alla scoperta del fondo Scarpetta grazie alla passione, all'interesse, alla caparbietà, diciamo, mariolina. E questo ha permesso di realizzare una pubblicazione come questa, dove ecco, i messaggi come quelli di Pasquale possono raccontare finalmente, anche appoggiandosi alle fonti concrete, cioè i film, le sceneggiature, anche il diario di famiglia, che possono dare conto di come questi film realmente erano fatti e come erano realizzati. Come siamo arrivati alla scoperta di queste pellicole? Tutto è iniziato nel 2007-2008, quando alla Cineteca Nazionale arrivò Maria Vittoria Scarpetta. Un piccolo inciso personale, sono molto appassionato non solo di cinema, lavorando, ma anche del teatro napoletano di Scarpetta, e vedere arrivare Maria Vittoria Scarpetta con le fattezze sembrava quasi Peppino, è stata una grande emozione, che ha portato una scatola, mi ricordo ancora, guarda, qui c'è una pellicola, non so che cosa c'è, ci dovrebbe essere un film della nostra famiglia, eccetera. E all'interno c'era tutto il mio fratello, il film del 1911, interpretato da Vincenzo Scarpetta, il fotogramma del quale ha trovato qui in copertina, ci sono i due fratelli di Scarpetta, cioè interpretato da Vincenzo Scarpetta, e il film tutto mio fratello. E abbiamo realizzato questo restauro perché il film era veramente in condizioni veramente disastrose. Che in quegli anni è stato conservato naturalmente non come vengono conservati adesso i film dell'epoca, come in cellari speciali, con temperatura, umidità controllata, eccetera, eccetera, ma è conservato a casa. E poi faccio sempre questa polemica perché ahimè era stato anche probabilmente utilizzato per una trasmissione televisiva alla RAI e lo avevano massacrato per poterlo telecinemare e passare tra un pezzettino, l'hanno stappato la pellicola. Quindi l'abbiamo recuperato, restaurato, e quel film è molto molto rovinato, ma ci dà conto, ci dà la possibilità di vedere Vincenzo Scarpetta all'opera. E da quel momento, appunto, da curioso appassionato del cinema e del teatro di Scarpetta, ho cominciato a immaginare come potevano rintracciare qualcos'altro.
Le cineteche, come la Cineteca Nazionale, fa parte di una rete di cineteche internazionali, di una federazione internazionale di cineteche, che ha la possibilità di dialogare con le altre cineteche nel mondo. Abbiamo fatto una ricerca, abbiamo scoperto, ecco, che in Norvegia la cineteca nazionale del Nord-Est aveva una copia incredibilmente del Giallo del Polare, una copia originale del Giallo del Polare. Ci abbiamo messo più di un anno per far arrivare questa pellicola in Italia, anche i norvegesi non sono lunghissimi, sono gli accordi là. E altra parte bella interessante della storia, che in quei mesi eravamo in contatto con la Fondazione Edoardo Di Filippo, qui rappresentata da Francesco Somma, per il recupero e il restauro di un altro colpo di fortuna nel trovamento di un film inedito di Edoardo Di Filippo. Dico questo perché, saputo di questo ritrovamento di Scarpetta, la Fondazione Edoardo Di Filippo si è subito con entusiasmo unita alla Cineteca Nazionale per collaborare, contribuire a siamo stati più veloci dei norvegesi. Più veloci dei norvegesi. E devo dire i norvegesi poi hanno rivoluto l'originale, cioè il Gallo del Pollaio, la pellicola originale, e tornare in Norvegia, quindi stai ancora lì. Però il freddo è conservato bene, perché è a 800 km da Oslo, proprio a nord, c'è mezzo di Ghiaccio, quindi è conservata bene. È invernale, anche qui si sarebbe conservata almeno adesso. E qui no. Ringrazio anche per un altro motivo, perché quando la Cineteca Nazionale e gli archivi cinema realizzano questi restauri, spesso vengono presentati in ambiti specialistici, in festival magari dedicati al cinema muto, proiezioni, e mai a un pubblico un pochino più ampio. E questa è una frustrazione per noi che facciamo questo lavoro, perché voi capite che restauriamo un film, lo facciamo 2 o 3 volte a qualche specialista, poi viene messo nelle tecniche. È difficile organizzare una proiezione di un film muto nel pubblico, e quindi stasera sono particolarmente contento che potrete vedere questo film restaurato anche in una versione particolare, perché trattandosi di un film muto c'era bisogno di un accompagnamento musicale. Mariolina, la sua capacità, soprattutto col prezioso archivio che conserva, lo ha rimontato montando le musiche composte da Vincenzo Scarpetta, che era soprattutto anche musicista. Brevemente il restauro, questo poi possiamo vedere il film, immagino, e quando si restaura una pellicola così antica, così particolare, il lavoro che si fa praticamente oltre a una riparazione fisica della pellicola, perché è proprio rovinata, va pulita, lavata, ci sono delle persone che manualmente riparano un pezzo della pellicola, e poi viene naturalmente, perché quello che è importante capire nel restauro del cinema, che il restauro del cinema consiste nella duplicazione dell'originale, cioè mentre noi abbiamo la Gioconda, restauriamo la Gioconda, un film nel 1916 voi non lo vedete più, quello della copia, viene duplicata su un altro supporto, in questo caso sul supporto digitale, cioè la pellicola è stata acquisita con uno scanner ad alta risoluzione, la pellicola viene trasformata in ogni fotogramma in un file, vengono poi lavorati con un software specifico proprio per la pulizia della pellicola, quindi la cancellazione delle macchie, la stabilizzazione del film, e viene fatto anche un lavoro poi che si chiama di credit con il color correction, cioè viene ridata anche la giusta coloritura al film, perché come forse alcuni di voi sapranno, forse altri no, i film muti erano colorati, non solo non sonori, cioè c'era la musica, ma erano anche non colorati, il colore non era realissimo, aveva dato un'emozione più drammatica o data un significato espressivo a ogni scena aveva il suo colore. Il film quindi è stato scansionato e riversato su un supporto digitale, e la cosa importante è che dovete sapere che il film è appunto, perché i film nel muto circolavano molto in giro per il mondo, anche in Norvegia, perché era facilissimo doppiarli, nel senso bastava cambiare le didascalie, cioè i cartelli, la linea del posto, e il film poteva essere visto. E le didascalie del Gallo del Pollaio erano norvegese. Era norvegese. Ed è interessante, come racconta Pasquale nel suo saggio, che Vincenzo Scarpetta anche in Norvegia nel testo era chiamato Vincenzo Scarpetta, quindi era abbastanza noto, o comunque era scritto Vincenzo Scarpetta. Quindi abbiamo tradotto le didascalie cercando di mantenere il forte originale, e una cosa importante che cerca sempre di fare la Cineteca, ma spesso non ci riusciamo perché la lavorazione costa anche parecchio, è quella di comunque tornare poi su pellicola 35 mm.
perché nonostante questa sia l'era del digitale, come sapete bene, chiunque di voi aveva i floppy disk o altri formati, sapete che ogni tot di anni questi formati subiscono una sorta di obsolescenza, come dice, quindi devono essere convertiti, versati, non c'è per macchine che elenco. Invece la pellicola, quella in poliestere, esiste dagli anni 80 del scorso secolo e può durare centinaia, forse migliaia d'anni. Quindi noi cerchiamo sempre di tornare anche in pellicola per avere due tipologie di conservazione. Quello digitale, naturalmente, perché si cinema poi dentro tutto digitale ed è più facile anche la consultazione, si va sul sito, si va sul computer, si può vedere, e anche il ritorno in pellicola per la celera per una conservazione molto importante. Quindi io sono stato veloce e breve perché vorrei che vedeste il film, ho ancora qualche altro intervento, perché è importante che vogliamo dare solo per pochi minuti la parola ai due autori curatori, giusto per un breve saluto, in modo da immergerci poi nella visione della pellicola. Sarò brevissima anche perché dopo tutti questi dotti interventi, io che sono una studiosa per caso, devo dire, perché diciamo, con molta passione cerco di ricostruire la figura di Vincenzo Scarpetta. Ed è un percorso affascinante, io sono estremamente fiduciosa di trovare altri film, come sono estremamente fiduciosa di trovare altre commedie o musiche. Ora, al di là di questo, io volevo avvisare questo spettabile pubblico che la colonna sonora, questo nome così pomposo per un'operazione che ho cercato di fare al meglio, ma insomma ve ne renderete conto, è composta sia da musiche originali di Vincenzo Scarpetta, e purtroppo devo dire solo 6 musiche perché nonostante io abbiamo a casa dei faldoni interi di spartiti musicali, dal Piedigrotte del 1900 a Walzer, a musiche di scena, a sinfonie e quant'altro, purtroppo solo 6 spartiti sono stati eseguiti e interpretati, tra l'altro dalla generosità del maestro Lucio, oddio non mi ricordo il cognome, mi perdonerà, e da Lello Giulivo che le ha interpretato proprio queste 4 canzoni del 1903 e 1904. Credo tra l'altro che Lello sia andato via, se no l'avrei ringraziato con piacere ancora una volta. Dunque dicevo, io ho solo registrato questi 6 spartiti perché Vincenzo tra l'altro era un musicista sopraffino e questo me l'ha detto il direttore del San Carlo, non io che assolutamente non so leggere una parola di musica. Mi auguro che questo sia un altro filone per riscoprire questo artista a 360 gradi, sia quello della musica. Comunque, tornando a noi, per riuscire a riempire 30 minuti di musica che io non avevo, a questo punto ho pensato di imitare al meno peggio quello che era il modus operandi di Vincenzo Scarpetta, che tra le altre cose nelle sue parodie musicali alternava musiche proprie originali a parodie di arie celebri, ossia non aveva paura di prendere in giro Verdi, Rossini o chi altro. Io molto indegnamente ho fatto lo stesso. Però ho aggiunto anche Nino Rota, sono stata più moderna. Ecco. Signori, io vi saluto e vi ringrazio veramente tanto. Io non dirò niente perché chi ha scritto il libro credo che debba soltanto ringraziare, appunto vorrei ringraziare intanto voi che siete venuti qui così numerosi. Questo è un bel esempio di attaccamento, come diceva l'assessore, lasciatelo dire a me che non sono nemmeno napoletano, sono ereditano, dallo spirito culturale di questa grande città che ci dà sempre grandi sorprese, e questa è una delle sorprese. Vorrei ringraziare chi ci ospita e credo che nessun altro luogo al mondo sarebbe stato così adatto ad accogliere questo nostro lavoro come la Biblioteca Nazionale, dove molti di noi hanno trascorso mesi, anni, i migliori anni della nostra vita, come ho detto prima, a lavorare su questi libri quando non c'era nemmeno
l'elettronica che ci aiutava. E vorrei ringraziare i relatori, chi ci ha presentato, e lasciatemi dire, forse Valerio Caprara si unirà a me, ringraziare anche Nino Argentieri che ha fatto la prefazione, che è il maestro di tutti noi che facciamo questo lavoro, ringraziamento a un grande esperto del cinema napoletano. E l'ultimo, mi tocca ringraziare, e lo faccio con molto direi quasi affetto, l'editore di fuori. Questo è il 23esimo numero di una collana che si chiama Cinema e Storie, che io indegnamente dirigo da molti anni, e devo dire che eroicamente l'editore di Cuori continua, parlando appunto dei tesori e dei valori di questa città, continua perterrito a pubblicare e a credere in quello che noi facciamo. Quindi diciamo che come ultimo io mi sento di ringraziare l'editore di Cuori, e con questo ho concluso. Grazie.